Buonasera amici sportivi, prima di campionato alla Stella Azzurra si affrontano Roma Calcio a 8 ed Alitalia Calcio. Liotti sul pallone, c'è un fallo, calcio di punizione. Se ne incarica Quinquinio, va lui col mancino, 1-0, Roma Calcio a 8 GSA, direttamente dagli sviluppi di questo calcio di punizione. Palla sull'out di destra, va a Ferri, può pensare al tiro, lo fa. Dialogo tra Liotti e Paoli, pallone di ritorno per il numero 3, la conclusione. Attenzione all'inserimento di Franci, rientra, poi palla sul destro, il palo. Liotti può andare nello spazio, salta un avversario, tenta la conclusione, poi la ribattuta e palla sul fondo. Saladino. Lancio lungo per Franci, di testa, la traversa, ancora un'occasione, Murato. Calcio d'angolo per la Roma Calcio 8, il pallone messo dentro, Giancarlo, il palo. Lancio lungo, va a staccare Giancarlo, la mette giù, poi si coordina. 2-0 Roma Calcio 8, GSA ha raddoppiato grazie a Giancarlo, il numero 7. Ora c'è l'anticipo buono di Ricciardulli, la passa a Francia, ancora Ricciardulli, la chiusura di Quinquinio. Ora Novelli, attenzione Novelli, si sgancia, cerchio di centrocampo, la conclusione improvvisa, la traversa, poi libera la difesa. Ancora Ricciardulli, si inserisce, il pallone sulla sinistra, il pallone di ritorno per lui, cosa sbaglia? Battute conclusive del match, anzi finisce qui. La Roma Calcio 8 si aggiudica il primo match stagionale battendo alla Stella Azzurra 2-0 l'Alitalia Calcio.